Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Come di consueto apriamo questa edizione del nostro TG parlando del bollettino che riguarda il coronavirus per la nostra regione. Sono 741, 8 in più di ieri, casi positivi al coronavirus in Calabria. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 10.700 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 741, 8 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 9.959. Territorialmente i casi sono così distribuiti: a Catanzaro 60 in reparto, 8 in rianimazione e 68 in isolamento domiciliare, 12 guariti, 19 i deceduti. A Cosenza 54 in reparto, 2 in rianimazione, 126 in isolamento domiciliare, 5 guariti e 13 deceduti. A Reggio Calabria 35 in reparto, 4 in rianimazione, 159 in isolamento domiciliare, 13 guariti e 11 deceduti. A Vibo 7 in reparto, 1 in rianimazione, 44 in isolamento domiciliare e 2 deceduti. A Crotone 22 in reparto, 72 in isolamento domiciliare e 4 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono ad oggi 8.602, così distribuiti: a Cosenza 2.395, a Crotone 1.357, a Catanzaro 1.247, a Vibo Valentia 566 e a Reggio Calabria 3.037. Le persone giunte in Calabria da zone a rischio che si sono registrate al sito della Regione sono ad oggi 13.158. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Non siamo untori, così il vice sindaco di Rogliano, Fernando Sicilia, che difende la città del Savuto, in un videomessaggio sollecitato proprio dalla nostra redazione, inviato a noi dall'ospedale, dice: non siamo untori. Rogliano vive ore difficili, la città non ci sta ad essere identificata come la Codogno calabrese e lo stesso vice sindaco dalla sua stanza d'ospedale a Cosenza a rassicurare i cittadini sulle condizioni di salute e difendere l'intera comunità. Attualmente mi trovo ricoverato presso il reparto di pneumologia di Cosenza perché ho affetto da coronavirus insieme ad altri miei colleghi di giunta, al sindaco nello specifico e ad Antonio Simarco. Vorrei subito tranquillizzare tutti quelli che ci ascoltano sulle nostre condizioni di salute. Tutto procede per il meglio, siamo sulla via della guarigione. Chi più chi meno stiamo ottenendo comunque ottimi risultati. Ci preme sottolineare alcune cose. Intanto voglio dire che Rogliano non è una comunità di appestati. Rogliano è una comunità di gente per bene, una comunità che sta rispettando le regole, che sta seguendo pedissequamente tutte quelle che sono le indicazioni che ci vengono comunque fornite e impartite sia dal Dipartimento della Salute sia dalla Protezione Civile, e riteniamo assurdo che questa comunità ormai venga additata come una comunità di untori, al punto che i nostri lavoratori che vanno fuori non sono messi nelle condizioni di lavorare, nonostante questi siano forniti di tutte le misure di sicurezza che la norma prevede, né tantomeno possiamo tollerare che ci siano gente da fuori che dovrebbe venire a Rogliano e non viene perché ha paura di chissà che cosa. Dei 22 casi che sono certificati, 3 sono un nucleo familiare, 1 è singolo e altri 18 sono quelli che gravitano intorno a noi della giunta, ai consiglieri, ai vigili, ai responsabili di settore, ai nostri familiari. Cioè solo questo, la gente può stare tranquilla. Cioè noi oggi abbiamo provveduto alla pianificazione della casa comunale, oggi probabilmente si cominceranno la sanificazione delle strade. Cioè stiamo ponendo in essere tutti quegli strumenti che ci aiutano a superare il problema. Ecco perché siamo amareggiati, non tanto dal datore di lavoro che ci può anche stare,
ma siamo amareggiati soprattutto dal comportamento di alcuni sindaci che in maniera superficiale e leggera approvano certi atteggiamenti. E questo, cioè noi che siamo comunque titolati a difendere una comunità, abbiamo il dovere e l'obbligo di denunciare. Abbiamo il dovere e l'obbligo di far capire alla gente che Rogliano non è un paese di untori. E dal Savuto ci spostiamo sul Tirreno Cosentino perché è al via a Belvedere Marittimo, il proprio centro del Tirreno Cosentino, lo screening sui cittadini per accertare la positività o meno al coronavirus. Il test si effettua prelevando una goccia di sangue, i risultati arrivano nel giro di poche ore. A Belvedere Marittimo è iniziato lo screening sui cittadini per stabilire la positività o meno al Covid-19. Da questa mattina alle 8 sul lungomare del centro del Tirreno Cosentino le postazioni allestite per effettuare i prelievi e le analisi sui primi 80 che si sono prenotati ed ecco i medici e gli infermieri impegnati nello screening che si effettua prelevando, vedete, una goccia di sangue. I risultati arrivano nel giro di poche ore. In questo modo si potrà avviare una campagna di controllo del virus e attuare la relativa profilassi. E così, mentre da più parti in Calabria si denuncia la carenza di tamponi, alcuni sindaci stanno cercando di muoversi in autonomia, come il primo cittadino di Belvedere, Vincenzo Cascini, che ha messo a disposizione il suo laboratorio di analisi per sottoporre al test tutti i residenti del comune. Caratteristica fondamentale del test è che non c'è possibilità di commistione fra l'operatore sanitario e il paziente che si sottopone a test, perché verranno ognuno con la propria auto, si piazzeranno vicino al gazebo, sotto al gazebo, tireranno fuori il dito dal finestrino, verrà appunto raccolta la goccia di sangue e così si praticherà il test. Poi il soggetto andrà via e telefonicamente gli si confermerà la situazione del suo test. Verifiche a tappeto dunque per capire i contorni locali della pandemia e passare quindi alla fase 2, a quella cioè della ripartenza. E intanto sono risultati negativi tamponi sui dipendenti della clinica Tricarico effettuati dopo la scoperta di un caso di contagio all'interno della casa di cura. Vediamo invece adesso qual è la situazione alla Lamezia Terme, dove il sindaco ha adottato ulteriori misure per contenere la diffusione del Covid-19. Nuove misure disposte dall'amministrazione comunale di Lamezia Terme per contenere la diffusione del coronavirus. Ma qual è al momento la situazione nella città della Piana? Per quanto riguarda il coronavirus, Lamezia ad oggi conta 7 attualmente positivi, di cui 6 in isolamento domiciliare e un soggetto ricoverato. Sono però 9 giorni che non si verificano nuovi casi a Lamezia, pertanto significa che le operazioni che si stanno mettendo in atto di contrasto alla possibile diffusione del virus stanno funzionando e deve essere mantenuta ogni cautela e rispettata ogni precauzione da parte di tutti i cittadini, ai quali dico di restare a casa, tant'è che ieri vi è stata ulteriore ordinanza sindacale di proroga delle restrizioni sino al 13 aprile con chiusura dei cimiteri, impossibilità di accedere a spiagge, arenili, lungomare, pineta e ciò per evitare che vi possano essere contatti interpersonali. Si pensa inoltre alle persone che in questo periodo di emergenza sanitaria sono in difficoltà economiche. Il Comune ha aperto un conto per ricevere donazioni. Le somme saranno destinate all'acquisto di alimentari e beni di prima necessità. In questi giorni come amministrazione stiamo curando particolarmente l'aspetto dei buoni spesa. Sappiamo che l'ordinanza della protezione civile ha destinato alla nostra città una somma di 619.000 euro e quindi sono stati determinati i criteri per poter accedere alla ripartizione di tale risorsa. Poiché però la comunità, ovviamente, come tutte le comunità, è in un momento di grandissima emergenza e di grandissima difficoltà, abbiamo ritenuto di accelerare anche l'accensione di un conto corrente presso il tesoriere. Presso questo conto corrente potranno affluire tutte le donazioni che potranno esservi da parte dei cittadini lametini e non, e lancio quindi un grande appello soprattutto alla comunità lametina che è presente in ogni angolo del mondo, che potrà con un bonifico anche da lontano far sentire la propria vicinanza e il proprio affetto alle tante famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà.
E ora ci spostiamo a Cosenza, vediamo proprio la risposta dei medici dell'Annunziata al gesto di ieri da parte delle forze dell'ordine. Ieri vi abbiamo fatto vedere l'omaggio sentito delle forze dell'ordine della provincia di Cosenza ai sanitari e operatori che ogni giorno lottano per salvare vite umane durante questa emergenza sanitaria all'ospedale dell'Annunziata. Oggi è il dirigente medico del reparto di oncologia che vuole ricambiare l'affetto con questo videomessaggio. Sentite cosa ci ha dichiarato. Grande manifestazione ieri nel nostro ospedale con le forze dell'ordine, parate tutti insieme con le loro auto, hanno intonato con la fanfara, ci hanno, privilegiato di una straordinaria presenza umana e solidarietà. È stato bellissimo, commovente. E vi devo aggiungere che nell'ospedale, il clima non è certo dei migliori, però si fa di tutto. Si sta vicino ai pazienti, si continua a lottare e noi nella nostra unità operativa di oncologia ci siamo attrezzati nel migliore dei modi, riusciamo ad avere in particolare dei percorsi protetti per i pazienti, continuiamo a ricoverare coloro che ne hanno necessità e abbiamo diversificato anche per esempio i prelievi che si fanno nella sala prelievo. Tutto questo con un minimo di sorriso, mantenendo servizi telefonici, contatti, disponibilità, ma vi devo dire che la grande solidarietà che c'è all'esterno si vive anche all'interno dell'ospedale. Vogliamo stare vicino ai nostri pazienti, vogliamo dare loro tranquillità e soprattutto sicurezza attraverso i sistemi che adottiamo, il triage e il resto. Noi continuiamo ad operare con la grande solidarietà e sapendo che insieme, uniti, riusciremo a superare questo terribile momento. Adesso Franco Aceto della Coldiretti Calabria che lancia un messaggio alle istituzioni affinché stiano vicine in questo momento delicato agli imprenditori agricoli. E ora vi facciamo ascoltare l'allarme di Coldiretti Calabria che in questa fase di emergenza coronavirus e la perdita di opportunità di lavoro dice servono azioni forti per sostenere imprenditori che continuano ad assicurare la produzione ma che oggi più che mai subiscono gravi perdite. Stiamo purtroppo attraversando un momento molto difficile, a parte quello sanitario che comunque resta sempre quello principale. Le aziende agricole purtroppo sono tra quelle categorie di attività che non si possono fermare. Non si può interrompere il ciclo produttivo nei campi e nelle stalle. Allora, tutto questo, se da una parte garantisce la quotidiana produzione di cibo per la collettività, dall'altra parte però impone una continuità di attività che costringe a mantenere aperte le aziende e per molti comparti il mantenere aperta l'attività crea delle diseconomie all'interno dell'azienda, sono molti di più i costi che si vanno a sostenere piuttosto che le entrate. Penso ad esempio a molte stalle zootecniche da latte che comunque tutte le mattine, tutti i giorni, 2 volte al giorno, in alcune stalle addirittura 3 volte al giorno debbono mungere le proprie vacche. E però parte di questa produzione molto spesso o viene svenduta a prezzi che non coprono neanche la metà dei costi di produzione o addirittura per molti le produzioni vengono buttate. Ciò nonostante però l'imprenditore deve continuare a garantire la buona conservazione del prodotto e così via per tanti altri settori. È necessario mettere in campo urgentemente, prima possibile, un'azione forte e concreta che dia sicurezza e solidità finanziaria alle imprese, perché oggi quello che manca alle nostre imprese è quel circolo finanziario che non c'è più. Vediamo invece adesso qual è la situazione a Castrolibero nel Cosentino nel videomessaggio del sindaco Giovanni Greco. Il comune di Castrolibero è costantemente impegnato nel gestire l'emergenza coronavirus. Dalle prime azioni si è passati alla fase 2 con aiuti e servizi concreti.
il servizio gratuito a domicilio di farmaci e beni di primaria necessità rivolto alle fasce deboli e non autosufficienti, un supporto costante da parte della Polizia Municipale e dei servizi sociali, l'erogazione negli ultimi 2 giorni dei primi buoni spesa previsti dall'amministrazione con risorse comunali. Seguirà a breve un secondo avviso a valere sui fondi del governo. L'istituzione di un conto corrente dedicato per coloro i quali hanno espresso il desiderio di voler effettuare delle donazioni a vantaggio delle famiglie di Castrolibero in serie difficoltà. L'istituzione, proprio in data odierna, di 4 figure di coordinamento del gruppo comunale di volontariato e di protezione civile, che ringrazio per aver dato la loro disponibilità in un periodo così impegnativo. Ma vorrei ancora citare il comportamento della nostra cittadinanza, che nel rispetto delle misure stringenti previste dai vari organi istituzionali sta dando prova di sacrificio e grande maturità. I dati di Castrolibero ci dicono che ad oggi non vi è nessun caso positivo. Tuttavia, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, se vogliamo contenere e contrastare il fenomeno dei contagi, è fondamentale rimanere a casa e uscire solo se veramente necessario. Così facendo, sono sicuro che presto riusciremo a superare questo difficile momento. Ci spostiamo invece adesso a Morano Calabro, dove il sindaco Nicolò De Bartolo fa il punto sulla situazione nella città del Pollino e raccomanda: restate a casa. Controlli e denunce al tempo del coronavirus per chi viola il decreto emanato dal governo. In tutto il territorio calabrese le forze dell'ordine sono allertate, anche sul Pollino a Morano. Sentiamo qual è la situazione dalle parole del primo cittadino. Morano, come tutti i paesi della Calabria, dell'Italia, in questo momento vive con apprensione questi momenti relativi a un'emergenza pandemica che investe tutto il mondo. Abbiamo fatto finora 1263 controlli, ci sono sul nostro territorio 63 quarantene, di cui 51 quarantene terminate e 12 quarantene attive. Abbiamo un isolamento volontario e nel momento in cui vi parlo 4 denunce, perché alle 3 contate ieri se ne aggiunge una elevata nei confronti di un nostro concittadino questa mattina. Abbiamo attivato anche il carrello solidale, per cui possiamo tutti noi cittadini acquistare un prodotto in più e donarlo a chi ha di meno. Gestiremo con una azione che è già partita i 39.552,70 euro che il governo ha messo a disposizione di questo comune attraverso dei buoni spesa. Sinteticamente i buoni spesa avranno un taglio da 10 euro e da 50 euro. Ci si potrà acquistare beni essenziali e lo si potrà fare solo ed esclusivamente nelle attività che hanno aderito nel nostro territorio comunale. Sono contento che, in grazia di Dio, non abbiamo casi positivi qui a Morano. È opportuno che restiamo a casa. Adesso parliamo della settimana santa che entrerà nel vivo proprio nei prossimi giorni. La Chiesa cosentina, come nel resto d'Italia, ha deciso di raggiungere i fedeli anche attraverso i social media. La cattedrale è vuota, resterà così anche per i riti della settimana santa. Domani, la Domenica delle Palme, in tempi di coronavirus sarà vissuta attraverso le tecnologie. La diocesi di Cosenza Bisignano non rinuncerà alle celebrazioni, ma sull'esempio di Papa Francesco, attraverso i media e i social, sarà vicina ai fedeli. La nostra diocesi si sta preoccupando di raggiungere i fedeli non solo dal punto di vista della solidarietà, che è il più importante, attraverso la Caritas e le tante parrocchie, ma anche dal punto di vista spirituale. Ecco perché tanti sacerdoti hanno organizzato per la loro parrocchia la diretta streaming, ma soprattutto il Vescovo celebrerà in cattedrale, naturalmente a porte chiuse, ma con un programma che abbiamo diffuso e secondo gli orari soliti. Lui celebrerà in cattedrale già da domani mattina la messa della Domenica delle Palme alle 11, così come il giorno di Pasqua, e il Triduo Pasquale. Il giovedì e il venerdì saranno celebrati alle 18 i momenti liturgici e poi alle 21 si celebrerà la solenne veglia pasquale. Questi momenti potranno essere seguiti attraverso le dirette streaming sulla pagina Facebook della cattedrale, di Parola di Vita,
attraverso l'emittente radiofonica Radio Jobel Blu alla frequenza 93,3, ma anche sui siti di Parola di Vita, di Radio Jobel e della Diocesi. Adesso ci spostiamo invece a Castrovillari per un bel gesto di solidarietà che ha riguardato l'ospedale cittadino. In questi giorni di emergenza coronavirus grande la gara di solidarietà in favore dell'ospedale di Castrovillari. Questa volta a scendere in campo i responsabili del Partito Fratelli d'Italia, nelle persone di Giuseppe Abbenante, Vincenzo Ventura, Gianfranco Milanese e Francesco Mainieri, che hanno consegnato al nosocomio cittadino un sanificatore ad ozono che servirà a sterilizzare la tenda del pre-triage, il pronto soccorso e tutti i reparti importanti come la terapia intensiva, cardiologia e la rianimazione. Basta pensare che un sanificatore all'ozono di questo tipo sanifica, quindi distrugge batteri e virus in un ambiente di 100 metri quadri in solo 30 minuti. Più che positiva la risposta dei cittadini del Pollino, ma anche di fuori regione, che ha spinto Fratelli d'Italia a raddoppiare le donazioni. Siamo riusciti ad ottenere 1500 mascherine chirurgiche omologate, che come sa il dottor Cirone è difficilissimo da avere, però un po' qualche contatto lo si aveva. Costavano un bel po', però devo dire che con la raccolta fondi di Fratelli d'Italia siamo andati molto oltre le nostre aspettative, ricordando una cosa importante che consiglio a tutti, che qualsiasi donazione è stata fatta a questa offerta, a questo progetto, qualsiasi offerta veniva raddoppiata. In considerazione del successo della raccolta, spiegano i responsabili territoriali, si è riusciti ad acquistare, con le ben conosciute difficoltà, anche 1500 mascherine chirurgiche che saranno donate, oltre che allo stesso ospedale, anche alle forze dell'ordine in prima linea nel gestire le criticità. Devo dire che la meravigliosa solidarietà della comunità locale, di cui voi siete un esempio, e ci sostiene prima di tutto moralmente. Posso dire che certe cose fanno prima di tutto bene al cuore, cioè vediamo che non siamo qui da soli, dicono i medici e gli infermieri sono degli eroi, ho capito, ma noi non vogliamo essere degli eroi, noi vogliamo essere dei cittadini che combattono insieme ad altri cittadini, con un dovere specifico che è quello di curare il diritto alla salute. Noi faremo anche, dopo questa donazione, anche altre iniziative, come abbiamo già fatto l'anno scorso con l'altalena per i bambini disabili. E adesso vediamo le previsioni del tempo. La bassa pressione formatasi in seno alla saccatura che da giorni permane sul Mediterraneo tenderà a scorrere a sud della Grecia verso est, ben lontano dalla nostra regione, su cui pertanto la sua influenza per quanto riguarda il weekend prossimo sarà marginale. Il tempo sarà quindi caratterizzato da nuvolosità variabile ma con pochi fenomeni. Domani al mattino poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità a partire da nord con possibili deboli piovaschi isolati su Cosentino e Alto Catanzarese. Possibili fioccate sui monti ma solo a quote elevate. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani anche per domenica il Tirreno, Reggino e lo Ionio saranno molto mossi e i restanti bacini mossi, ma il moto ondoso di tutti i mari sarà in graduale attenuazione durante la giornata. Venti ancora mediamente da nord moderati, localmente forti al mattino solo sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, come di consueto vi lasciamo alla nostra copertina e buon weekend a tutti. Coronavirus ci ha colpito. Pensa di vincere. Noi rimaniamo a casa. Loro lavorano in silenzio. Presto saremo pronti. Attaccheremo. E vinceremo.
Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza.